Bene, buonasera a tutti, benvenuti all'Ateneo Veneto. Devo dire che sono molto contenta, per una ragione meramente personale, di presentare questo libro, perché San Giacometto è stata la mia compagna per tantissimi anni di vista, perché io ho passato quasi 30 anni a fare il giudice nel vicino tribunale. E ho cominciato a conoscere i luoghi quando ancora c'era il mercato nel campo, ed era molto simpatico per noi impegnati magari in camera di consiglio a decidere su questioni molto complicate, molto gravi, e sentire in campo succa barucca, tegoine a buon prezzo. Era, come dire, una realtà che entrava in un'altra realtà, una realtà fisiologica che entrava in una realtà patologica, che ci faceva molto piacere. E poi è stata una gioia vedere quel campo sgombrato dal mercato e finalmente restituito alla sua bellezza, e restituita alla sua bellezza la chiesa di San Giacometto, che in effetti era un po' chiusa. Questo bellissimo libro, mi hanno già chiesto che poi verrà tradotto in italiano, possiamo confermarlo o no? Lo confermate? No, non siamo ancora sicuri, forse verrà tradotto in italiano. È un libro molto documentato, molto serio, sulle stratificazioni che ha visto la chiesa di San Giacometto, che è la più antica chiesa di Venezia, e che con gli studi che sono stati fatti come dire, toglierebbe quel mito molto caro a noi della fondazione di Venezia, che comunque, sia mito o non sia mito, quando i miti vogliono diventare realtà, diventano realtà, e quindi anche questi studi non scalfiggeranno questo mito che ci piace sulla fondazione di Venezia, no? A parte le battute. Dicevo prima a Michele Gottardi, che ha dedicato il nostro past president un bell'articolo sull'incontro di oggi e sulla chiesa, che questa è una reliquia architettonica. E proprio mi sembra una bella definizione, perché studiando questa chiesa, studiando gli strati di questa chiesa, come ci dice il titolo, si capiscono molte cose anche che non conoscevamo di quest'area realtina, che è molto cara a tutti i veneziani. Il mio è solo un saluto, un ringraziamento agli autori, i curatori, alcuni dei quali mi onoro di avere come soci dell'Ateneo Veneto, e lascio la parola ai nostri relatori. Grazie. Grazie. Allora, io sono Martina Frank e vengo soltanto a portare un brevissimo saluto da parte della casa editrice, le edizioni Ca' Foscari. Ho il piacere di codirigere assieme a Miriam Piluti-Namer e Emma Sdegno una collana nella quale è uscito appunto il libro di cui si parla oggi, che è una collana che adesso è arrivato al suo terzo volume, che è quello di oggi, e che è una collana che si vuole un luogo inter e multidisciplinare dedicato, come recita il suo nome, a fonti, letteratura, arte e paesaggi d'Europa. È tuttavia un puro caso che questi 3 primi volumi in qualche modo sono dedicati o hanno Venezia come protagonista, perché questo non era affatto nell'intenzione, ma sottolinea quanto vitale sia Venezia come oggetto di riflessione e di studio.
Quindi il primo volume era dedicato a John Ruskin, non esclusivamente alla sua esperienza veneziana, ma Ruskin e l'Europa e l'idea dell'Europa, ma dove Venezia assumeva una centralità di riflessione da parte di tantissimi autori che hanno contribuito. Il secondo volume è ancora legato a John Ruskin e ripropone la sua guida di alcuni dipinti delle gallerie dell'Accademia di Venezia, un testo ripubblicato dopo 100 anni per la prima volta nella sua versione originale, e ora appunto il volume su San Giacomo di Rialto. Volevo dire anch'io una breve osservazione personale, perché io sono un'abitante dell'area rialtina e sono veneziana, come si sente chiaramente, di adozione, e ho scelto quasi 40 anni fa l'area rialtina militantemente, diciamo, volendo stare proprio nel centro della città, il suo centro, no, funzionale e anche geografico, e quindi ho vissuto in prima persona e quotidianamente tutti i cambiamenti che sono succeduti in questi decenni, appunto dall'apertura del trasferimento del mercato all'ingrosso fino ai sviluppi più recenti, che sono quelli meno entusiasmanti, diciamo, perché ho assistito a questo lento declino del mercato, che era, come dire, uno dei motivi anche importanti per scegliere quella zona per abitarci. Quindi è un luogo problematico, un luogo bellissimo, pieno di significati e pieno appunto di significati stratificati, no? attraverso i secoli, che non si risolvono soltanto nello studio storico, ma che richiedono appunto una continua attenzione, no? E anche riflessione, che cosa effettivamente uno si aspetta di questo luogo e della sua funzione, rivendicazione di continuare ad essere in qualche modo così un cuore pulsante della città, e Donatella ne sa tutto di questo argomento. Quindi io non voglio rubare altro tempo e passo la parola a Donatella. Grazie a tutti. Grazie all'Ateneo, grazie alla Presidente, grazie a Martina. Anch'io non faccio che fare un brevissimo saluto da parte dell'Associazione Progetto Rialto. Un saluto e anzi un caldo benvenuto all'uscita di questo libro, come appunto Associazione Progetto Rialto che presiedo, e che dopo tutto l'associazione costituisce una sorta di, in un certo senso, ultimo layer of meaning of the urban context, cito dalla introduzione di questo libro, of the history of Venice. Un ultimo strato di queste considerazioni che riguardano l'area rialtina. Perché l'associazione Progetto Rialto si è occupata da quando è stata istituita fra 2018 e 2019, sono ormai quasi 5 anni, di memorie dell'area del centro di questa città, da molteplici punti di vista e da una serie di punti di vista interdisciplinari più larghi possibili. L'associazione Progetto Rialto è partita, ha avuto come proprio obiettivo di prendere in considerazione e mobilitare
rispetto al degrado del mercato di Rialto, che è cominciato proprio con quel senso di liberazione che tutti abbiamo provato, che citava un momento fa Antonella, che tutti abbiamo provato vedendo il campo di San Giacomo vuotato da tutte le bancherelle e la confusione che c'era, ma che in realtà poi è stato un processo di lungo, neanche lunghissimo periodo, che in qualche modo ha portato a un degrado molto forte di quest'area, fino allo svuotamento completo o quasi completo di 2 edifici monumentali pubblici entrambi, che in questo momento ci inquietano molto. Inquietano l'associazione, ma inquietano non solo l'associazione. In questo senso lavorano su questi temi tutti i membri di questa associazione, che sono da un lato persone che abitano, vivono e lavorano a Venezia, e d'altro lato invece persone non residenti a Venezia, ma che guardano con molta attenzione alle trasformazioni in corso. Fra queste sicuramente Deborah Howard, che parlerà dopo di me, che non solo è socia dell'associazione Progetto Rialto, ma fa parte del nostro comitato scientifico. E non posso non citarlo, e vi spiegherò perché, un altro nostro illustre storico, che quasi tutti in questa sala credo conoscano bene, che è Wolfgang Wolters, uno storico dell'arte berlinese, che proprio questa mattina mi ha scritto fra l'altro una lunga mail, ma vi cito un momentino una sua breve frase in cui lui dice: in fin dei conti quel che mi innervosisce è l'aspetto del problema Rialto che si usa a definire politico-amministrativo. Nella mia lunga vita ho dovuto imparare che i convegni accademici possono essere anche importanti, ma rarissime volte cambiano la realtà extra-accademiche, che poi decidono. Quelli che decidono sul futuro di Rialto nei suoi 1000 aspetti, e non per ultimo economici, conoscono gli argomenti, tutti buoni, di chi ha partecipato a molti incontri scientifici. Temo però che il peso degli argomenti validi non impedirà sviluppi che riteniamo poco opportuni. Mi tornano alla mente ricordi di battaglie del passato. Purtroppo sono molte le persone che condividono il pessimismo di Wolters, ho l'impressione, sono parecchie, diciamo, se non molte. Altri invece, e fra questi sicuramente io vorrei citare Antonella Magaraggia e l'Ateneo Veneto, altri invece ritengono che una battaglia militante non possa non andare di pari passo con gli approfondimenti scientifici. E a me pare che si sviluppano di giorno in giorno, necessariamente si sviluppano e si intrecciano di giorno in giorno. A me pare che questa sia una linea di battaglia civile che non possiamo non fare. Personalmente sono di questa idea e quindi credo che, e per questo presiedo questa associazione e credo che valga la pena di farlo. Che cosa ha fatto in questi 4-5 anni questa associazione? Si è mossa appunto in molte direzioni diverse. Da un lato ha fatto delle assemblee cittadine, tra l'altro in luoghi i cui interlocutori sono diversi, un'assemblea più di una, alcune assemblee nelle logge della pescheria, alcune nelle sale che i veneziani considerano il luogo, il forum di discussione, i fora di discussione che sono da un lato Palazzo Franchetti, Istituto Veneto di Scienze e Lettere d'Arti, dall'altro l'Ateneo Veneto, che più di una volta ci ha accolto per parlare di queste questioni. Ha contemporaneamente organizzato, e sono 4 o 5 anni ormai che lo facciamo, questi cicli che si chiamano le lezioni della storia, in cui abbiamo cercato di approfondire vari aspetti della storia di Rialto da punti di vista dell'architettura, dell'arte, dell'approvvigionamento del cibo, da molti punti di vista diversi. L'abbiamo fatto con le gallerie dell'Accademia perché siamo convinti che un lavoro fatto con le istituzioni culturali veneziane sia assolutamente prezioso. Non è un caso che questa associazione abbia ottenuto il patrocinio, per quel che vale, di tutte le associazioni culturali veneziane. Abbiamo fatto delle presentazioni di libri nel chiostro di San Lorenzo con la municipalità del centro storico. Abbiamo anche avviato delle rubriche che invece sono condotte in primis dagli operatori di Rialto, gli operatori nel senso di quelli che tengono bottega a Rialto. Cioè abbiamo cercato di coinvolgere persone
che per collocazione, formazione, interessi sono diverse, ma tengono tutte a questo cuore pulsante, quello che era il cuore pulsante di Venezia, che ricordava Martina un momento fa e a cui molti sono ancora molto legati. Allora è con questo spirito che l'associazione Progetto Rialto, vi rimando al nostro sito che ha registrato tutte queste attività da 5 anni a questa parte, tutte le lezioni, tutte le attività che abbiamo svolto sono registrate nel nostro sito che si chiama www.progettorialto.org, per avere un'idea di questo tipo di lavoro. Recentemente una rivista che in qualche modo l'Ateneo Veneto ha molto aiutato, caldeggiato, patrocinato, che è Italy, sta pubblicando queste rubriche, una di queste rubriche che si chiama Dal banco alla tavola, anche con i sottotitoli in inglese. Questo per dire che l'attività si sta muovendo veramente in direzioni molto ampie. Ed è con questo spirito che oggi io porgo il saluto dell'Associazione Progetto Rialto a questo accurato, documentato, ben illustrata pubblicazione di questo nuovo studio soprattutto sull'architettura, sull'arte e sulla memoria della Chiesa di San Giacomo di Rialto. E vi ringrazio. Adesso Deborah credo. Oh no. Allora, intanto buonasera a tutti, sono Maria Adan, che sono particolarmente onorata e grata per avere questa opportunità di presentarvi molto brevemente un libro che è davvero molto bello. Ecco, è stato detto quanto questo luogo abbia ancora oggi un impatto e un'importanza cruciale per la città. Ho trovato molto interessante che sia stato aggiunto, forse velocemente ma in modo molto intenso, uno strato più recente, molto attuale e si percepisce anche importante, ecco, per i veneziani ma anche per tutti coloro che hanno a cuore questa città. Ed è vero, è fondamentale sapere da dove deriva tutto questo valore e tutti questi significati, quindi l'idea che si propone nel titolo di questo libro, questi strati di Venezia, questa stratificazione nella memoria e nei significati di questo luogo, ecco, emerge in modo molto molto chiaro. Farò molto rapidamente un'introduzione al volume per spiegarvi come è fatto, cosa c'è dentro, dopodiché invece passerò la parola a Deborah Howard, che è molto più esperta e che ci spiegherà, mostrandoci anche delle immagini tratte dal volume, che cosa si aggiunge effettivamente con questo contributo alla storia di San Giacomo e di Rialto. Ecco, allora, in primo luogo, fino all'introduzione, i curatori spiegano come è nata l'idea e credo che la data che loro inseriscono nell'introduzione, cioè questa del seminario, lo spiegano il 25 marzo 2021 in occasione di un seminario in pieno Covid. Hanno ragionato proprio sull'architettura di San Giacomo, mettendola nel suo contesto tra Medioevo e età moderna. Ecco, il titolo di quel seminario, La Chiesa di San Giacomo a Venezia, studi di architettura, scultura e storia, ha dato poi il via appunto a questa riflessione e poi è stata pubblicata. C'è un anniversario importante, lo sappiamo tutti, e si colloca anche questo lavoro proprio in questo contesto. Una delle parole chiave che ritorna in quasi tutti i contributi, credo, è proprio quella del mito, cioè la elaborazione del mito è fortemente connessa con la storia del luogo, la stratificazione dei significati. Non è soltanto la storia della Chiesa e di un'area che viene messa nel suo contesto, ma è sempre messa in relazione al mito di Venezia.
e quanto sia importante questo evento e la sua elaborazione l'abbiamo visto. Ecco, è stato giustamente ricordato che una delle parole chiave nella definizione di questo lavoro è quella di reliquia, cioè San Giacomo come reliquia della storia di Venezia, in particolare nella relazione col mito. C'è un altro interessante, ho trovato interessante anche un'altra definizione che c'è nell'introduzione, questa idea della chiesa di San Giacomo come un sismografo del ruolo che la forma della città ha avuto in relazione al mito, cioè un edificio che si arricchisce di significati in cui ogni elemento di questa chiesa diventa poi elemento di una memoria culturale. E anche l'immagine del ponte torna nell'introduzione, cioè questa idea che comunque il lavoro su questo libro sia un ponte che collega una storia molto complessa di un'area e di una chiesa con il presente, che è altrettanto complesso e pieno di sfide e che è anche incerto, come abbiamo sentito. Ecco. La prima sezione di questo libro, che è composto da 2 sezioni appunto, si concentra sull'area di Rialto in epoca medievale e moderna. I 3 contributi di Michela Gazzi, di Gianmario e di Miriam Pilutinamer e poi di Isabella Cecchini ci aiutano a porre la storia di San Giacomo nel suo contesto urbano. È molto interessante e molto utile, io credo, questa contestualizzazione. Riprende dei lavori importanti che sono stati fatti, lavori su cui gli stessi autori hanno portato contributi fondamentali negli anni scorsi, la stessa Deborah Howard che è qui, ma al tempo stesso aiutano anche ad avere una visione di insieme. Scopriamo che la prima menzione della Chiesa risale al 1152, che però è anche il periodo, quello del XIII-XIV secolo, in cui nasce il mito di questa sovrapposizione, no? Che la Chiesa di San Giacomo di Rialto sarebbe nata con la fondazione della città. Ecco. Il periodo medievale è molto interessante, viene illustrato nel dettaglio, è molto ben documentato e anche molto chiaro, e poi si passa ad un aspetto molto più concreto, che è quello delle antichità. Giustamente Miriam notava che è quasi sorprendente che ci siano così poche spoglie in questa zona, a differenza di altre aree. E poi il saggio di Isabella Cecchini, che invece ci aiuta proprio a capire come l'area si sia trasformata e quanto è ricca e quanto sia vivace questa zona e l'area di Rialto da un punto di vista finanziario, del mercato, quanto ha contribuito la storia proprio del Cinquecento in questo senso. La seconda parte invece va più nel dettaglio della chiesa, quindi gli aspetti architettonici, gli aspetti artistici, anche molto tecnici, come l'esame autoptico dei marmi e delle pietre che è stato eseguito nella chiesa di San Giacomo, e infine sì, un'appendice documentaria molto interessante con dei documenti inediti che sono stati trascritti da Nicolas Moucheron, che è davvero utile perché aggiunge degli elementi documentari nuovi, quindi un fascicolo trascritto che ci mostra quali fossero le intenzioni della ristrutturazione del progetto di trasformazione. Ecco, non entro troppo nel dettaglio perché lascio che sia Deborah a fare questo. Volevo solo dire che credo che l'utilità di questo libro sia su più fronti. In primo luogo, raggiunge un pubblico molto ampio. Non è solo per specialisti, ma è per chi ha a cuore studiare e comprendere sempre in modo nuovo e più ricco la storia di Venezia, perché aggiunge dati nuovi, aggiunge elementi nuovi. È un libro interdisciplinare, non è soltanto per storici dell'architettura, storici dell'arte, ma io personalmente ho trovato degli spunti interessantissimi per me. Credo che sia anche un libro interessante per l'ampia diffusione, per una guida turistica, per un appassionato di Venezia che vuole scoprire i gioielli della città in modo più documentato. E il fatto che sia in inglese e che anche sia open access, che si può scaricare gratuitamente, non è un dettaglio, e credo che questi siano elementi molto importanti non solo per promuovere il libro, ma anche proprio per promuovere una conoscenza scientifica più accurata della città. Ecco. Un altro elemento che ho trovato veramente interessante ma ne parlerà Deborah dopo, è il fatto che siano stati coinvolti specialisti
di campi differenti, ma anche di esperienza diversa, per cui giovani ricercatori, ma anche poi invece nomi con esperienze ben più consolidate. E infine questa idea della stratificazione, appunto, riportata così al presente e all'attualità, ci ricorda quanto sia importante aver ben presente la storia che c'è dietro, non solo un edificio, ma tutta la sua area, all'interno proprio della storia della città. Quindi i miei complimenti più sinceri, perché il lavoro che è stato fatto è veramente molto, molto bello e molto serio. Ecco, adesso ascoltiamo nel dettaglio invece che cosa ci porta di nuovo a livello proprio delle scoperte, delle ricerche che sono state fatte. Grazie, mi sentite? Sì. Mi sento molto piccola qui perché questa tavola è così alta. Questo volume adotta l'esemplare metodo interdisciplinare della collana di monografie sulle chiese di Venezia, diretta da uno dei curatori del volume, Gianmario Guidarelli. Come avete sentito, questo titolo nasce sotto gli auspici della collana parallela di Ca' Foscari, fonti, letterature, arti e paesaggi d'Europa. Come la serie Chiese di Venezia, il volume è accompagnato da una preziosa raccolta di fotografie di Francesco Turio Böhm, qui presente fortunatamente. San Giacometto, come ha già notato la Presidente dell'Ateneo, è considerato una reliquia sacra per conto suo, anche se la Chiesa sia priva di reliquie preziose, tombe importanti o immagini miracolose. Situata nel cuore del mercato di Rialto, sembra affermare la credenza veneziana nel commercio come articolo di fede. L'iscrizione sull'abside, che vedete qui, sottolinea il ruolo dell'isola di Rialto come centro commerciale della città, di fronte all'antica sede della loggia dove si riunivano i mercanti. Questa era la chiesa più antica della città, fondata, secondo il mito di fondazione, lo stesso giorno della stessa Venezia, cioè la festa dell'Annunciazione dell'anno 421. Questo, tutti voi sanno questa tradizione. Sanudo ricorda che il 25 marzo non era solo la data dell'incarnazione di Cristo, ma anche quella della sua crocifissione e della creazione di Adamo. Anche l'ora della fondazione della Chiesa era favorita nella configurazione astrologica di Venere e Cancro. I felici auspici continuarono con la scelta del primo sacerdote, giustamente chiamato Felice. La Chiesa attuale, tuttavia, non può risalire a prima dell'XI o XII secolo e da allora è stata modificata e restaurata. Come sottolineano i curatori del libro, la Chiesa è piena di miti, ma loro giustamente rispettano il valore della tradizione, anche se in gran parte inventata. Visitata dai fedeli il giovedì della Settimana Santa, la chiesa fu centro di intensa pietà popolare. La sacralità della chiesa sarebbe stata confermata quando essa sopravvisse miracolosamente all'incendio che devastò l'intero mercato di Rialto nel 1514. Come scrisse il diarista Sanudo, solum restò in piedi la chiesa di San Giacomo di Rialto, coperta di piombo, quale era in mezzo del fuoco, e Taddeo volente si preservò. Nel 1581 Francesco Sansovino descrisse l'antica chiesa come mirabil cosa a veder, nonostante le sue ridotte dimensioni.
aggiungendo che la sua pianta a croce greca era stata il modello per San Marco. Sansovino lodava i marmi pregiati, le pitture antiche, la decorazione degli altari, il tetto di piombo, ma soprattutto la riverenda devozione. Nello stesso anno, come rivela il capitolo di Gianmario Guidarelli, la visita apostolica la descrisse in buone condizioni. A differenza delle vicine chiese di San Giovanni Elemosinario e di San Mattia, e Mattia, non Matteo, no? Sì, Mattia. San Giacometto non fu pieve, ma fu posta sotto lo iuspatronato del doge da Papa Clemente VII. Poiché mancavano i parrocchiani, doveva quindi dipendere da finanziamenti pubblici. Questo volume è molto significativo in quanto pubblica per la prima volta i documenti relativi al dibattito del suo restauro, iniziato nel 1601. A questo punto l'intera chiesa fu ricostruita ad un livello più alto per proteggere l'edificio dalle inondazioni, pur conservando le murature esterne. Sembra, questo è il valore dei nuovi documenti che sono fondamentali, che l'erezione degli uffici pubblici del Rason 9 sopra la chiesa ne avesse portato il cedimento, per non parlare dello scandalo delle persone che camminavano proprio sopra il Sacrissimo Sacramento. I documenti pubblicati da Nicolas Moucheron dimostrano l'ampia consultazione da parte del Senato di esperti tecnici, cioè proti e ingegneri, come era stato fatto di recente durante la progettazione del ponte di Rialto. Sebbene questo straordinario restauro di San Giacometto sia stato menzionato nell'edizione di Martignoni della Venezia città nobilissima del Sansovino del 1663 e discusso da Cesi Alberti nel loro libro su Rialto nel 1934, ha ricevuto relativamente poca attenzione. E questo mi sembra un po' strano, perché questo è un periodo nella quale si creano dei progetti straordinari per sollevare la città di Venezia. Chissà al futuro. La decisione di conservare la pianta, le colonne e i capitelli originari è un forte indizio del rispetto pubblico e privato riservato a questa chiesa. Contemporaneamente fu migliorata l'illuminazione dell'interno con l'inserimento di 3 grandi finestre termiche, oltre che di aperture circolari nel tamburo della cupola. Anche dopo la ricostruzione, e nonostante i danni fatti dagli uffici sopra, la chiesa è rimasta incastonata in una cerchia di botteghe. Io trovo questo molto interessante, perché non solo riflette l'enfasi commerciale dell'area, ma suggerisce anche contatti mercantili con il Nord Europa, dove questo è un fenomeno comune. Ho scelto un esempio solo, ma un po' dappertutto nell'Europa del Nord si trovano questo fenomeno. Questo è un regalo per i curatori. Nel libro presentato oggi, questo dipinto è illustrato in una vecchia fotografia in bianco e nero della Fondazione Federico Zeri di Bologna. Nella didascalia la sua ubicazione è descritta come sconosciuta,
ma credo che sia il dipinto di Carlevaris che ho visto nel museo dello Smith College a Northampton, nel Massachusetts. La facciata di San Giacomo è memorabile, insolita, sotto diversi aspetti. Il grande orologio pubblico fu eretto sulla facciata nel 1422, uno dei primi orologi meccanici, poiché la misurazione accurata del tempo era importante per prevedere le maree e organizzare riunioni mercantili. Il nartece sembra essere stato aggiunto in una data simile. Secondo la guida classica di Giulio Lorenzetti, tali portici erano comuni a tutte le prime chiese della città, anche se questa è l'unica ancora esistente a Venezia, a parte quella di San Niccolò dei Mendicoli, che è una riproduzione dei primi anni del Novecento. Nonostante la nota precisione del canaletto, vi sono molte differenze fra queste due immagini, probabilmente dovute ad alterazioni più recenti. È curioso che l'appendice di documenti riveli che nel 1599 il proto Antonio Contin propose anche l'erezione di una facciata in pietra, con lesene, cornice e timpano alla moderna, ma ciò non fu mai fatto. Come già detto da Maria, è un merito significativo di questo libro che include contributi da studiosi in tutte le fasi della loro carriera. Il primo dei due articoli sull'architettura della Chiesa, dalla giovane bizantinista inglese Dorothy Collins, è basato sulla sua tesi di dottorato. Lei considera la Chiesa come tipica medio-bizantina, sulla base della sua presente ristrutturazione nel 1071 e la prima documentazione del 1152. La studiosa vede la scelta del bizantino croce inquadrato come segno dell'insicurezza veneziana per la mancanza di un passato antico. Questo è da discutere secondo me, ma è un'idea interessante. Qui, dice lei, cito, sembra che i veneziani si siano rivolti a Roma per il suo prestigioso passato storico e a Costantinopoli per il suo futuro status cristiano in ascesa. L'articolo di Miriam Piluti-Namer individua le fonti degli antichi capitelli che significativamente sono conservati insieme ai fusti marmorei quando la chiesa fu ricostruita all'inizio del XVII secolo. Le colonne originarie erano rialzate su alti basamenti sbozzati per indicare l'intervento. Piluti-Namer ritiene che alcuni capitelli possano essere stati inseriti ex novo nel restauro del 1531 sotto il pievano natale Regia, usando spoglie o imitazioni locali di originali antichi. Un affascinante capitolo di Lorenzo Lazzarini tratta della grande varietà di marmi pregiati che si trova nella chiesa. L'autorevole capitolo sull'architettura di Guidarelli sottolinea l'importanza di San Giacomo come modello per la rinascita delle piante a quincunx a Venezia nel tardo XV e all'inizio del XVI secolo. Io confesso
di aver sempre trovato di difficile interpretazione la pianta rilevata dal proto Antonio da Ponte negli anni '80 del Cinquecento. Questa pianta è conosciuta, si vede anche nel libro di Donatella Calabi su Rialto, libro classico. Ma che cose sono queste fondazioni che si vedono nella navata centrale? Guidarelli suggerisce che forse fossero una proposta per sostenere la Chiesa dopo la sopraelevazione, ho capito bene? Sì. Comunque, forse un desiderata per il futuro dovrebbe essere una serie completa di rilievi moderni. Nonostante l'aggiunta del tamburo con finestre circolari all'inizio del XVII secolo, la modanatura medievale in terracotta attorno alla base della cupola, con la sua modanatura all'antico, a uovo e dardo, fu reverentemente conservata nel restauro del 1600 e vale essere ammirata. La fotografia a sinistra mostra che la facciata non riflette la forma degli interni, ma è un muro schermo sopraelevato rispetto alle linee del tetto. Qui si vede che qui la facciata non corrisponde con la forma della chiesa, neanche qui in mezzo. L'ultimo capitolo del libro di Luca Siracusano tratta di 3 nuovi altari eretti dopo il restauro del 1601, finanziati dalle confraternite, in particolare l'altar maggiore affidato ai Casaroli. Nella revisione di Stringa della Guida del Sansovino del 1604, la statua è attribuita ad Alessandro Vittoria, ma come dice l'autore del capitolo, data la sua vecchiaia, probabilmente non fu lui stesso a scolpire la statua. Il confronto con il bel quadretto, è proprio piccolino l'altro quadro, di Lotto di San Giacomo Maggiore a Recanati, mostra che questa statua di San Giacomo Maggiore, e trovo significativo questo punto, lo rappresenta nelle vesti di un apostolo piuttosto che come pellegrino. E questo è molto molto importante perché la dedicazione della Chiesa stabilisce un legame diretto con la Chiesa Apostolica di San Marco. In conclusione, questa pittoresca incisione pubblicata da Cessi Alberti ci ricorda le complesse stratificazioni di tradizioni e miti incarnati in questa Chiesa polivalente. Dovremmo essere profondamente grati a tutti gli autori di questo libro per la loro esplorazione stimolante e istruttiva dei miti e della realtà della Chiesa. Grazie. Bene, allora abbiamo un po' di tempo per domande, ma l'idea è che alcuni degli autori qui presenti ci raggiungano in modo che possano interagire, visto che l'hanno scritto loro. Forza? Prego. No, resta pure anche tu. Sì.
Ecco, intanto sì, se ci sono domande da parte vostra le raccogliamo e passiamo la palla a loro. Se ci sono curiosità specifiche o domande che si vogliono fare. Sì, c'è Lorenzo. Lorenzo, vuoi venire? Dietro c'è. Basta, mi sembra sufficiente. Sì. Scusa. Non credevo di avere l'onore. Grazie intanto alla splendida relazione sia della nostra carissima Presidente di Rialto e poi a tutti voi, in particolare alla relatrice che ho sentito prima. Una curiosità semplice, siccome io sono un abitante di Rialto, San Polo, quindi questa chiesa la conosco fin da bambino e mi pare che nei tempi sia restata invariata, intoccata, cioè dal 1950, ecco, tanto per capirci. Se mi proiettate la facciata della prima immagine, una curiosità proprio esterna della chiesa, ecco, ma anche quella che si vede un po' meglio, no? Ecco, questa è quella attuale, credo quella di destra, e quella invece dal disegno del canaletto, che mi pare tutto sommato è rispettato fino adesso. Mi pare che poi non ci sono stati grandi cambiamenti. La mia domanda è: chiaramente rispetto alla pianta e rispetto a tutto quello che si è visto dopo, c'è questa ala sinistra con questo edificio aggiunto qua di 2 piani, qua c'è soltanto una finestra al primo piano e al secondo, poi ci deve essere anche una terrazzetta là in mezzo da qualche parte. Qualcuno ha studiato questa rielaborazione? Perché mi sembra una cosa, non so, ottocentesca, settecentesca, questa rispetto al corpo unico della Chiesa. Non so se sono stato chiaro. La domanda è chiara? Grazie. Molto brevemente. La casa del Pievano, diciamo, fa corpo con l'edificio, con la chiesa. Quindi la chiesa ha degli edifici addossati di sua stretta pertinenza e le botteghe di cui si parlava prima, il portico, ecco, le botteghe sono oggetto di una contesa nel XIV secolo, una regolazione, cioè è necessario un intervento per chiarire che cosa è della chiesa e che cosa è appunto di ambito commerciale, perché tutto si è addossato ed è necessario chiarire, e c'è appunto dello spazio strettamente pertinente alla chiesa che è stato occupato e che viene chiarito. Quindi questo è normale. Prima si parlava delle rare sopravvivenze di portici intorno alle chiese, ma il passaggio laterale di San Simeon Piccolo, che è un sottoportico, ma è comunque uno spazio di circolazione diventata circolazione urbana, ma è un sedime sacro. E in moltissime situazioni possiamo trovare tracce e memorie di questo, anche semplicemente il segno sacrum intorno alle chiese, no? Nei campi che originariamente erano sempre di pertinenza ecclesiastica. Qui abbiamo proprio un addossamento degli edifici strettamente collegati alla chiesa, alla funzione ecclesiastica, che ci dice anche di che cosa, qualcosa di quello che è successo attorno, e cioè appunto lo sviluppo di un mercato che determina quasi l'arroccamento della chiesa, ma questo comunque è normale in tantissime parrocchie. Gli edifici di pertinenza del parroco sono arrampicati. Siamo stati per il convegno di San Nicolò recente della serie delle chiese, siamo andati a vedere l'affresco trecentesco della crocifissione, che è letteralmente sopra la chiesa, in una pertinenza che scavalca addirittura il tetto della chiesa, di un'abside, quindi laterale. Quindi è una realtà questa della compressione, della crescita addosso alle chiese fin dal Medioevo.
Spero di aver risposto. È da notare che il numero di colonne non è uguale in queste due immagini. Sì, non c'è rispetto alla facciata. Ci sono Gira 4 campate adesso e 3 nel disegno. nel disegno di canaletto. Ma nel disegno c'è una compressione, come faceva notare, c'è una sola finestra, adesso ce ne sono 2, sono molto ravvicinate alla terrazza che è praticabile anche adesso, che abbiamo percorso. Si vede bene in entrambe le immagini, quella di canaletto e nella fotografia. Diciamo che c'è stato uno schiacciamento strano effettivamente in canaletto, che rispettava le dimensioni, raramente comprimeva. Ma non può essere possibile che il portico sia stato rifatto all'inizio del Novecento con un'altra campata? C'era un restauro. Allora, dagli anni 30 del Novecento in poi ci sono imponenti restauri, compresa la sopraelevazione del portico, ma anche la sostituzione di più della metà della muratura esterna. C'è un bellissimo dossier di disegni nell'archivio storico della soprintendenza che studieremo, nel senso abbiamo cominciato a studiare per questo libro, ma è veramente di grande importanza perché non solo il portico viene sopraelevato, viene ricostruito anche il tetto e anche gran parte delle falde del tetto della chiesa vengono ricostruiti. Quindi è veramente la chiesa che noi vediamo dall'esterno è più della metà novecentesca. È stata rifatta completamente. Ma poi le finestre laterali sono totalmente diverse. Le 2 finestre laterali, quelle che ora sono circolari e che prima erano ovali, e le 2, diciamo, semicircolari inferiori sono dell'800. Sì, però. Quindi comunque sono anche loro trasformazioni. Le ovali testimoniate dal canaletto si leggono nella struttura muraria, perché quando abbiamo fatto il sopralluogo si vedono proprio le tracce. Canaletto è fedele. Scusate, mi parso che la domanda fatta su quando eri bambino fosse legata molto alla parte, a quel corpo di sinistra nelle 2 immagini, che è sicuramente legata al rifacimento novecentesco in buona misura, non che non esistesse prima, intendiamoci, esisteva, ma appunto dobbiamo tener conto del rifacimento novecentesco. E la forma delle finestre della parte destra lo dimostra, oltre che della parte sinistra, anche quella della parte destra lo dimostra chiaramente. Per il cornicione c'era il cornicione anche gotico, no? Dell'alto, o sbaglio? C'era quello diamantato, lo dico? Scusate, mi è sembrato prima di aver sentito che sono nate delle preoccupazioni quando sono spariti i banchetti davanti alla chiesa, ho capito bene? Perché voglio dire, mi sembra che sia molto più bella vederla con la piazza vuota che non con tutti i banchetti che poi vendono cianfrusaglie di solito. Ora io non voglio entrare nello spirito mercantile dei veneziani, non sono veneziano ovviamente, però direi che l'assenza di banchi o di venditori davanti alla chiesa valorizzi la chiesa più che preoccupare. Grazie. Aspetta Camillo. Non verso la piazza, i banchi di cui stiamo parlando, no, sono nella porzione verso il Canal Grande. Erano nel portico della fabbrica del tribunale, ma verso il Canal Grande. C'era un cancello ancora adesso che lì passavano, no? I facchini portavano avanti e indietro, era il Regno dei Gatti.
io non osavo neanche andarci perché c'era una legione di gatti. Se la domanda era rivolta a quello che ho detto, non vorrei essere stata fraintesa. Io dicevo esattamente il contrario, cioè è stata per noi una liberazione quando abbiamo visto il campo, che è piccolo, totalmente vuoto, assolutamente una liberazione. Però non possiamo non tener conto che con questa fase è cominciato un processo di degrado e turisticizzazione, trasformazione verso le botteghe turistiche e abbandono progressivo dall'altra parte verso il Canal Grande delle botteghe mercantili, strettamente mercantili. Non so se sono stata fraintesa, può essere. No, se posso aggiungere un ricordo anch'io, uno dei negozi addossati alla chiesa dietro l'abside vendeva lardo. E mia madre mi mandava in missione perché solo lì si trovava, e adesso c'è Pacottiglia, c'erano negozi che vendevano appunto categorie anche particolari di alimenti e non ci sono più, e nella fila di botteghe che c'è ancora, che adesso è tutta di souvenir, vendevano i generi del mercato bisettimanale, cioè i maglioni che costavano poco, abbigliamento economico. Adesso tutto è stato soppiantato e sostituito. Quella è, ecco, il pensiero, la preoccupazione, ecco, questo cambio dal mercato di vita con gli alimenti al turismo, il souvenir e basta, nient'altro, perché non mi pare che sia poco rimasto a livello di negozi alimentari. Grazie, io volevo capire meglio le stratificazioni storiche. Allora, la facciata è 800 e 900, nel 1601 c'è stato un imponente restauro. Allora, come si scende? Dove si va ad arrivare alle fondazioni? Dove sono le fondazioni originali? Lo strato basso ti spetta. Sì, allora appunto forse dobbiamo spiegare meglio che la leggenda si origina e si nutre a partire da questi elementi antichi che sono a tutti gli effetti antichi, però non sappiamo esattamente quando siano stati collocati. Sicuramente tra l'XI e il XII secolo questi pezzi antichi, quindi le colonne e i capitelli e le basi, ecco, questi elementi ci sono e vengono rispettati con questa riedificazione che è stato detto, ma è straordinaria, cioè un processo straordinario di riedificazione nel rispetto di questi elementi, creando quell'impressione che avrete avuto tutti di un edificio un po' strano, cioè di vedere queste basi nude che proprio sono il segno tangibile della riedificazione, ma di una chiesa che rimane nei propri muri perimetrali identica. E questo è un fatto molto molto inusuale, soprattutto in questa cronologia. Poi, nel rispetto di questo luogo che ancora per noi oggi è, per questo l'abbiamo chiamato reliquia architettonica, perché questo continuo processo di manutenzione è un processo emozionante, è un processo che implica un rispetto anche in un momento in cui si perde la speranza di poter mantenere le murature, vengono ripristinate più o meno identiche, insomma, con grande rispetto filologico. È chiaro che l'occhio dello stratigrafo vede le differenze, infatti sono state identificate, però l'impressione, il desiderio di mantenere l'unità compositiva è innegabile e lo vediamo tutti e ci commuove, ed è per questo, perché è così complesso questo edificio, che a nostro avviso è rimasto anche sempre un po' lontano da una trattazione un po' più organica. Noi ci siamo resi conto che bisognava raccontarlo entrando in questa complessità di tradizione, chiamiamolo mito, rispettando il mito, senza poter illudere che la verità scientifica
al dettaglio sia forse raggiungibile, perché è proprio una abitudine quella del veneziani di continuamente camuffare per il rispetto dell'edificio precedente, e in questo caso è proprio plateale. Questo ci ha indubbiamente sorpreso. Dobbiamo ringraziare anche Nicolas Moucheron, che ha contribuito con l'edizione di documenti molto importanti che, è stato detto benissimo in precedenza, hanno veramente dato la prova di un processo di riedificazione che probabilmente aprirà altre strade. Luca Siracusano, nel saggio che riguarda la storia dell'arte, ha notato anche il rispetto, per esempio, del fondo d'oro musivo in un altare del Vittoria, quindi anche qui un'operazione memorialistica. Il fondo d'oro, quella cronologia, non ci starebbe più. Probabilmente, è un'ipotesi ma è altamente probabile, che quelle tessere di mosaico vengano dal mosaico che si trovava lì in rovina, oppure che si volesse citare il fatto che lì c'era stato un mosaico con fondo oro, e non solo, perché questo lo sappiamo dalle fonti. Quindi veramente un luogo che condensa questi strati, li abbiamo chiamati strati, e non abbiamo rinunciato comunque a voler proporre stimoli ulteriori alle ricerche, una compiuta archeologia dell'architettura, che per Venezia è sempre straordinariamente difficile ma anche molto affascinante, e indagini archeologiche mirate che ci possano dire i livelli di frequentazione antropica. Si può fare, ecco, la scienza ci dà degli strumenti che poi dobbiamo interpretare. A Venezia è sempre tutto più difficile, è uno dei motivi per cui diciamo una città unica, anche perché in qualche modo ci proteggiamo da possibili errori, perché a volte, a meno che non ci sia il documento che dà esattamente l'informazione, è possibile anche sbagliare. Però non abbiamo voluto rinunciare a offrire questa complessità all'interno di un'area raccontata tra il Medioevo e l'età moderna, proprio nel gettare un ponte sul futuro che è così bene vivace in tutte le attività attualmente in essere, e spero di aver risposto. Sì. C'era un'altra domanda, mi sembra? Sì, è stato detto che il volume segue la metodologia interdisciplinare della serie Chiese di Venezia, poi in realtà la presentazione è stata molto sul, diciamo, storico architettonico, storico dell'arte, artistico, qualche notazione socio-economica. Mi chiedevo se, siccome me ne ero occupato qualche anno fa, della dimensione invece più strettamente religiosa, quindi tutto il fatto delle indulgenze che sono appunto a cavallo tra Medioevo e età moderna, ci fosse un approfondimento nel volume o meno. Vuoi parlare? No, non abbiamo approfondito gli aspetti religiosi, ci sarebbero state tante cose volendo da approfondire. Siamo partiti, come si è detto, da un seminario online con qualche intervento, è stato aggiunto qualcos'altro e abbiamo cercato di fare il possibile su alcuni aspetti, offrire appunto questi sguardi anche un po' diversi, senza la pretesa di voler occupare proprio tutto il possibile, e certamente volendo c'è da fare anche l'aspetto religioso. Tra l'altro la fraterna che ci ha accolto, ci ha permesso i sopralluoghi e che gestisce la chiesa, recentemente ha fatto un'operazione dal punto di vista religioso interessante. Questo dimostra ancora la vitalità, credo, di questo luogo, cioè hanno ottenuto il trasferimento della reliquia di San Giacomo Apostolo, che era conservata nella cattedrale di Torcello dalla notte dei tempi, dall'alto medioevo, dai tempi più remoti, e lo dico con certezza perché studio Torcello da un po' di tempo, e recentemente l'hanno trasferita ed è ora esposta nell'altare a sinistra, perché proprio è stato notato che c'era questa reliquia nella chiesa di Torcello e si è voluto portarla nella chiesa di San Giacomo, come per ridare un senso anche religioso, di culto, di devozione alla Chiesa, e direi che questo è anche sintomatico, no, di quello che si diceva prima, cioè la Chiesa ha ancora questa capacità
di vita anche sotto il profilo religioso, però forse aggiungo io qualcosa può aggiungere. C'è un discorso generale che riguarda il libro, che è stato pensato più per porre delle domande che dare delle risposte, e sicuramente non ambiva alla completezza. Sono troppe le domande aperte, sono troppe le indagini ancora da fare, come diceva prima Miriam Pilutti-Namer, e in qualche modo è stato un modo per spronare a riaprire gli studi su questa chiesa, attorno a cui tutti ruotano, e poche volte qualcuno ha fatto un affondo come abbiamo proposto di fare noi e i nostri colleghi. Per quanto riguarda l'aspetto religioso dico soltanto una cosa: è importante sicuramente quando la chiesa diventa di gius patronato dogale. Questo cambia molto sia dal punto di vista dell'organizzazione interna, proprio dal punto di vista ecclesiale, sia le cerimonie che si svolgono dentro, sia le prospettive che questo apre a future trasformazioni, non tutte effettivamente compiute, ma nel momento in cui entra il Doge cambiano molte cose, anche dal punto di vista dell'aspetto religioso. Quindi diciamo che il nostro intento era soprattutto quello di aprire questioni, domande e di contestualizzare la stratigrafia della Chiesa nella stratigrafia non solo fisica ma anche concettuale di Rialto e di Venezia. Questo era il nostro intento. Ecco, a proposito di questo volevo anche aggiungere che effettivamente non è stato detto: il volume è liberamente consultabile in qualsiasi momento, banalmente digitando su Google Layers of Venice lo trovate e tutti lo possono leggere. Col fatto che è disponibile gratuitamente in questa formula che si chiama Open Access, facilmente si può anche usare il traduttore, quindi anche la lingua si supera come limite, e l'idea dell'inglese nasceva perché noi sentiamo spesso il limite di presentare la complessità di argomenti che hanno una bibliografia sterminata in italiano e che però non riescono a raggiungere i moltissimi interessati che vivono in tutti i luoghi del mondo. Ecco, non è stata una scelta alla moda, è stata invece una scelta all'insegna della complessità per poterla presentare in un inglese naturalmente internazionale, che non è certo British accademico. Aggiungo solo che è in vendita in questo momento, io posso dirlo, ci sono passato, la Ca' Foscarina è in vendita in questo momento, da oggi in poi, quindi se volete acquistarlo o online, potete, giusto? Si può acquistare online, in cartaceo dico, oppure la Ca' Foscarina. Sì, anche per vederlo, qui comunque se volete consultarlo è qui, però appunto alla Ca' Foscarina si può consultarlo, c'è una magnifica appendice di fotografie di Francesco Turio Böhm cui abbiamo tenuto moltissimo, e devo dire che per essere un editore, queste si chiamano edizioni digitali, cioè non sono i caratteri non sono impressi, ma sono stampati con il laser, e sapete, penso tutti, che non sempre la qualità è molto buona e l'editore si è impegnato nel lavoro, ma lo potete vedere, ecco, non perché l'abbiamo fatto noi, perché siamo stati i primi scettici, però mi sembra che il risultato sia buono, ecco, quindi lo potete vedere qui e noi lo lasciamo a disposizione. Magari solo se possibile in chiusura, si è detto, no, che pone domande oltre che fornire delle risposte, lascia delle questioni aperte. Intanto mi pareva che servirà un secondo volume col seguito 8 e 900, perché vedo che lavori sono in corso. Ma poi volevo anche approfittare, Nicolà, tu hai pubblicato questi documenti, li hai trascritti, tralasciando di commentare le tue impressioni su questo progetto, e se puoi brevemente magari dire qualcosa su questo. Sì, allora questi documenti, questa ricerca nel mio caso si inserisce all'interno delle tesi di dottorato di prossima discussione. Il mio argomento di ricerca non è strettamente la chiesa di San Giacometto, sto studiando gli interventi nel primo Seicento a Palazzo Ducale, e quindi ho cominciato a studiare la chiesa di Rialto per capire il percorso del protoalsal Bartolomeo Manopola, che gestisce questo primo cantiere. E questi
questi documenti, che erano già stati segnalati ma mai pubblicati né trascritti, sono stati abbastanza sconcertanti perché, come è stato detto, si tratta di un progetto di restauro molto impegnativo, che io chiamerei una ricostruzione, oppure dovremmo definire il restauro in modo diverso dalla definizione attuale, cioè una chiesa che viene quasi smontata e ricostruita su un nuovo podio che è più alto di 1 metro quasi rispetto al vecchio sedime della chiesa, utilizzando però i materiali di spoglia. E quindi sarebbe per me questa operazione a rialto è molto significativa di un approccio molto diffuso di intervento su edifici a Venezia, e da questo punto di vista è molto sconcertante perché arriviamo quasi all'idea che con interventi di questo tipo in vari momenti della storia, e Gian Mario ha dei documenti sulla fase novecentesca, ma interventi di questa entità quasi non avremo più nessun edificio realmente medievale a Venezia. Soltanto degli edifici ricostruiti in vari momenti, rispettando le forme antiche, e questa cura, questo modo di procedere molto peculiare a Venezia, qua abbiamo l'occasione con San Giacometto di studiarlo attraverso dei documenti. Mi auguro anche un rilievo accurato e una serie di sondaggi per capire all'interno di questo basamento cosa si può ancora osservare, e potrebbe essere davvero un caso studio a partire dal quale arrivare a una nuova definizione di questo processo di restauro. Cosa si intendeva a Venezia con restauro, e questo potrebbe dare nuovi elementi per capire moltissime altre architetture veneziane medievali. Quindi per me è stato davvero molto importante prima di tutto il seminario. Io non ho partecipato, ho ascoltato online interventi, in particolare quello di Gian Mario Guidarelli, che per me ha aperto realmente una serie di ricerche e di ipotesi riguardo alla mia tesi, che invece riguarda un cantiere che ha trasformato qualche anno dopo tutto il piano terra del palazzo, tutta la parte attorno al cortile del palazzo, dove abbiamo ora le biglietterie, che era nelle stesse condizioni della chiesa prima di questo restauro, cioè un ambiente molto basso, invaso in modo repentino dall'acqua alta, e che aveva bisogno di un restauro massiccio, quindi un rialzamento del livello principale e una ricostruzione progressiva. E nel caso di Palazzo Ducale, come nel caso della chiesa di San Giacometto, si cerca di conservare il più possibile le forme antiche, e quindi si arriva a questa definizione di un'architettura legata alla tradizione veneziana attraverso questi processi di ricostruzione che sono ancora da capire meglio, e appunto un approccio pluridisciplinare assolutamente necessario, incrociando dati legati all'archeologia e, quando è possibile, le informazioni documentate attraverso carte d'archivio. Volevamo soltanto, siamo forse in chiusura, volevamo ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuti, perché avete capito che è stato un lavoro molto lungo, Luigi Sperti dell'Università Ca' Foscari, Giorgio Ravegnani, la soprintendenza, qui c'è il collega dottor Valenti, la soprintendenza, in particolare l'architetto Irina Baldescu, che ci ha che ha anche fornito i materiali, l'accesso allo studio dei documenti, e l'architetto Scappin, che è venuto con noi, che è qui, che è venuto con noi in sopralluogo, che è stato un sopralluogo veramente emozionante e sconvolgente, perché abbiamo trovato moltissimi elementi che sicuramente nell'ottica dell'archeologia e dell'architettura potrebbero ancora raccontarci qualcosa in più, e naturalmente tutti gli autori, Lorenzo Lazzarini, che è qui presente, che è stato il maestro che ha guidato la nostra
concezione dell'impianto del volume proprio dall'analisi del marmo al ragionamento sull'architettura, e Dorothy Collins, che appunto ha discusso la tesi a UCL e ha voluto dedicare un po' di tempo, questo primissimo contributo, proprio alla chiesa di San Giacomo di Rialto, e Luca Siracusano, con tutti gli autori che hanno scritto, Isabella Cecchini, che hanno voluto non solo scrivere ma dialogare, che è la parte più difficile in un volume come questo, cioè rinunciare anche a una propria idea o comunque attenuarne alcuni tratti, perché parlandone assieme cambia qualcosa. Quindi, e naturalmente la supervisione dell'inglese, ecco, tutti i testi erano già in inglese, ma sono stati naturalmente rivisti in questo inglese internazionale, che è una lingua franca che utilizziamo. Abbiamo citato tutti, vero? Sì. E naturalmente, in ultimo ma non ultimo, l'architetto Don Gian Matteo Caputo e l'Ufficio per i Beni Culturali del Patriarcato di Venezia. Io devo aggiungere qualcosa. L'idea è partita da Miriam Pilutti-Namer e tutto il lavoro, il processo ha visto in Miriam proprio un motore instancabile, quindi le siamo molto grati. Ecco.